A 3 giorni dalla mattanza di Parigi l'attenzione rimane altissima. Il terrorismo si deve combattere sotto ogni forma, anche via web. Gli estremisti islamici stanno diffondendo via internet i loro messaggi, riuscendo a mascherarsi dietro siti difficili da scoprire. La Polizia Postale del Veneto da tempo si trova in prima linea con attività preventive e repressive. Vengono monitorati siti web, almeno un centinaio, definiti interessanti, ma anche social network e forum, insomma tutti quei luoghi di incontri virtuali dove può esserci la frequentazione di jihadisti o fondamentalisti islamici. Sicuramente ci sono delle situazioni attenzionate dalla DICOS di Venezia e dagli altri uffici territoriali del Veneto con i quali, ripeto, collaboriamo quotidianamente. Gli interlocutori via internet possono essere infiniti e il pericolo è proprio il proliferarsi del messaggio estremista. Vi potrebbero essere dei cani sciolti, soprattutto tra i giovani, tra i delusi, i cosiddetti terroristi della seconda generazione, ovvero sia coloro i musulmani che sono nati direttamente in Italia e che hanno un'estremizzazione della loro ideologia verso il fondamentalismo per un percorso interiore di non accettazione della società nella quale vivono. Ed intanto in tutto il Veneto hanno preso via i flash mob, iniziative popolari per far sentire la propria voce contro il terrorismo e la violenza, ma soprattutto per ricordare le vittime della strage di Parigi. Ferma e assoluta condanna a chi ha compiuto questa barbara strage. Anche il sindaco di Jesolo in piazza per esprimere la solidarietà dell'amministrazione comunale. Doveroso da parte del comune di Jesolo, che è una città che vive di turismo, quindi una città internazionale, esprimere la propria solidarietà al popolo francese. Ed intanto domani è previsto un sit-in in Campo Manina a Venezia organizzato dall'Alliance Française. All'iniziativa, che avrà inizio alla stessa ora della manifestazione che si terrà a Parigi sempre domani, ha già annunciato la propria adesione anche la comunità ebraica veneziana. Sarà possibile firmare il registro delle condoglianze alle famiglie e ai colleghi dei giornalisti e dei vignettisti uccisi nei giorni scorsi a Parigi.